Eccoci qua, siamo nel laboratorio come si diceva. Anche che con ho- i piedi sporchi di fango nella montagna. Guarda, mi hai sporcato tutto. Eh, Guarda, mi hai portato dentro tutte le tutte le foglie. Qui nasce il prodotto e nasce, se ne parlava questa mattina, nasce con una certa anima. Mentre bevevamo il caffè stavamo parlando proprio della differenza tra un prodotto artigianale e un prodotto seriale. E quello che mi verrebbe da chiederti è perché si suona ancora uno Stradivari, per esempio, e perché non si suona, e chissà se si suonerà tra 300 o 400 anni un prodotto che è fatto con una macchina a controllo numerico, come mi dicevi. Uno Stradivari, vabbè, a parte la ricercatezza dell'oggetto è diventata anche un po' maniacale, però in realtà guarda, ci sono 1000 Stradivari in giro, ma quelli che suonano bene saranno una ventina. Cioè Stradivari nei suoi primi 60 anni di vita ha fatto strumenti molto, non dico mediocri, però sicuramente non all'altezza di quello che ha fatto dopo i 60 anni. Questo vuol dire che lui per i suoi primi 40 anni di lavoro effettivo è stato un apprendista di se stesso, cioè dei suoi colleghi del periodo, ma lui i lavori più belli li ha fatti dopo i 60 anni. Poi sai, fare una flat top è una cosa, fare una arch top è veramente un altro mondo, in tutti i sensi. Devi ascoltare di più il legno, devi sperimentare con spessori, cose molto diverse che non sono facilmente attuabili come una tavola piatta. Per spessorare una tavola piatta lavori di pialla o di rasiera e raggiungi gli spessori che vuoi. Qua la faccenda è tridimensionale, molto più complicata, è come scolpire il Monte Rushmore, voglio dire, devi riprodurre una sagoma su un materiale che non è regolarissimo e scolpirla, non dico alla cieca, però più complicata come cosa, si avvicina più alla scultura che alla lavorazione del legno. Diciamo una flat top è più falegnameria, secondo me, anche se ovviamente ci sono degli studi di equilibri, catene, insomma è un po' complicata da spiegare. Questa è una flat, prendi una tavola, lavori, dai lo spessore, la cateni, la incolli, la chitarra è fatta. Lavorare su una tavola arcuata di un archstop è un mondo a parte. Io penso si avvicini molto al mondo della liuteria classica, dei violini, dei violoncelli, che in realtà non mi permetto nemmeno di dire che questo sia un prodotto di alta liuteria, però sicuramente si avvicina più alla liuteria classica che alla liuteria moderna, e per moderna intendo dai primi del Novecento, quando hanno cominciato a fare le chitarre western, flat top. Prima di quel periodo le chitarre erano arcuate, cioè fatte un po' dalla scuola classica. Poi la tavola, quando è finita, ha questa sagoma un po' da mi verrebbe dire la fondoschiena femminile, però più o meno dà l'idea di un violoncello, Certo. più che di una chitarra. E poi questa sagoma devi riportarla sul fondo tramite ovviamente lo scavo, dove deve arrivare uno spessore che permetta alla tavola di vibrare. Da qua in poi, da questo punto in poi,
è di fondamentale importanza l'ascolto della tavola. Per cui fai un test proprio. Questo è fondamentale, da adesso in poi ascoltare la tavola è fondamentale, molto di più di verificare lo spessore tramite un calibro molto particolare che abbiamo. Ma se tu togli 2 mm sentirai la tavola cambiare, ne togli 3 sentirai la tavola cambiare, ne togli 4 e continuerà a cambiare finché raggiungi il suono che ti sembra più adatto a quel tipo di legno. Non c'è un tipo di legno, senti le campane. Anche le campane, per dare la nota alle campane, il bronzo è lavorato più o meno spesso e la campana va costruita più o meno ampia. Questo è più o meno lo stesso concetto di risonanza. Una delle condizioni essenziali di quello che è un lavoro artigianale, che è proprio questo, di affrontare come dire, l'anima dell'oggetto che stai lavorando, perché se invece che tu che muovi la sgorbia con la tua mano ci fosse un motore che in qualche modo fa quello che stai facendo tu, l'anima dell'oggetto, per cui la percezione dell'anima sarebbe completamente diversa. Magari è una cosa eccessivamente romantica questa. No, per noi lo facciamo sì, però è anche vero che un lavoro del genere lo fa a mano uno che fa violini, uno che fa violoncelli e qualcuno che fa il stop. Per cui l'obiettivo è la purezza del suono, non sì. La modalità del suono. Le componenti di un suono sono molte. Per cui dice modalità, risonanza, volume, timbro, più sulle basse, più sulle alte, più sulle medie. L'obiettivo di ognuno che fa una chitarra è quello di riuscire a fare la chitarra perfetta, che ovviamente non esiste, però ci si può avvicinare a un suono che ricopra tutti questi obiettivi. Ma tu il risultato di quello che studi facendo questo lavoro e che pensi facendo questo lavoro, il risultato reale ce l'hai solo quando sono finite? Sì. Però per avvicinarti a un buon suono, l'ascolto della tavola, specialmente la tavola armonica che è la parte sopra, è fondamentale. Ogni tavola suonerà diversa per via che il legno non è mai uguale, nemmeno se tu fai un pezzo di legno rapido a metà come facciamo noi, le due parti suoneranno leggermente diverse, quindi devi assemblare i due suoni e cercare di equipararli. A volte addirittura devi fare una parte leggermente più sottile e una parte leggermente più spessa, però siamo a livelli devi avere un udito e una conoscenza abbastanza avanzata. Per quello ieri Mauro mi domandava se è un lavoro che va bene per i giovani. Sì, ogni lavoro manuale va bene per i giovani. Chiaro che se uno di 50-60 anni ci mette qualche anno per capire come funziona, oppure nelle scuole di lutteria, chi ha la fortuna di poterci andare, per dei ragazzi molto più giovani, ci metti secondo me qualche anno a capire proprio come suona il legno. Brag and get your heart trouble on to anyone. Brag and work around one naked in your living room. Swallow it down, you never appear.
It feels so good Running to your stomach. when I'm tired of dusty yellow. You live, you learn, you learn, you learn, you cry, you learn, you love what you learn. You bleed, you learn, you scream, You love. I bragging and thinking of more than you can do to anyone. I certainly do. I bragging and sticking you 14 your mouth to any time. Feel free, roll it down. such a drive need to feel. Roll it down. Dragging in your stomach. You wait and see when the smoke clears. You live, you learn, you love, you learn, you cry, you learn, you love what you learn. You bleed, you learn, you scream, You love. Wear it down, such another stream again. mail it down. Swimming in your stomach. The fight through and they're coming on the road to bed. You live, You learn, you love, you learn, you cry, you learn, you love what you learn. you bleed, You learn, you scream, you love. You love, you learn, you cry, you learn, you try, you learn, you love what you learn. you bleed, You learn, you scream, you love. È la nostra seconda serata dal vivo e devo dire che prima è stata sorprendente, come ama dirla Mara, sorprendente, cioè, siamo sorpresi. Questa seconda serata è ancora più sorprendente e speriamo di continuare a sorprenderci, perché io mi trovo bene. Anche il tipo di legno incide su questa. Sì, sì. Però puoi ottenere lo stesso risultato con ogni tipo di legno. Se avete, che è un legno sicuramente più morbido, dovrei lavorarlo a degli spessori diversi di un acero. Però i due legni teoricamente potrebbero suonare molto simili. Ah sì? Però vanno lavorati in due maniere diverse, con catenature diverse, e qua è solo l'esperienza che ti aiuta a tirar fuori tutte le potenzialità. Io ho provato per sfida a fare un archstop che era, questa è la prima ed è un modello classicamente benedetto,
tavola di abete va di fiemme, tastiera di ebano, il fondo è uno strumento super classico e suona super classica, e dopo qualche anno avevo bisogno di provare legni diversi e ho provato a fare una chitarra completamente fuori dagli schemi, perché è totalmente in noce, con misure diverse, eccetera, eccetera, però è venuto fuori uno strumento che acusticamente non ha niente di cui vergognarsi rispetto a uno strumento più grande e di materiali classici. Questo perché ho lavorato gli spessori diversamente rispetto a una chitarra di forma e materiali tradizionali. C'è spazio per la sperimentazione con legni diversi. Questo è quello che vorrei fare, sperimentare nuove essenze pur mantenendo un suono classico, molto acustico innanzitutto. Infatti qui non vedi pick-up, potrebbe sembrare una chitarra da jazz, in realtà è una chitarra che vuole essere una chitarra versatile con la quale puoi fare tutto partendo da un suono totalmente acustico. Le dimensioni sono un fattore estetico, un fattore legato al suono, un fattore legato alle esigenze? Sicuramente al suono, cioè più volume, più massa d'aria dentro hai, più in teoria la risonanza di queste corde acquista volume, frequenze, presenza, sicuramente le dimensioni fanno. Questa rispetto a quella è 2 pollici più piccola, questa è 15 pollici e quella è 17, quindi sicuramente c'è una differenza, però quel che rimane è la timbrica. A me interessa la timbrica più che il volume o la presenza. La timbrica deve essere equilibrata. Poi il fatto di amplificare le chitarre con dei sistemi, io uso un sistema Barbera che è anche questo artigianale, un sensore che va direttamente sopra le corde e viene usato su violini e violoncelli, ed è l'unico che ti permette di amplificare le chitarre in maniera molto naturale. Dopo magari sentiamo la chitarra anche un po' suonata, qualcuno lo sa fare bene, però la ricerca più timbrica che nel volume finale dello strumento. Questo è un legno che viene dai Balcani, guarda come sarà una volta verniciato. Vedi queste venature che saltano fuori? Queste sono quelle parti maledette in cui la vena devi assecondare e devi interpretarla con la sorbia, sicuramente devi aggirare tutti questi ostacoli, ma poi alla fine questo effetto marezzato tridimensionale, insomma, l'occhio vuole la sua parte. Sì, certo. Questo è il retro, il fondo, e dopo vai in risonanza con la tavola armonica e diventa tavola armonica. E tu parti da uno spessore come questo? Sì. Hai la forma. Mi disegno la forma, mi disegno i vari livelli dove andrò che danno quella sagoma. sagoma. E sai, sono come quelle cartine altimetriche delle montagne. Sì. Vedi il livello tutto attorno alla montagna, e questa è la stessa cosa, e dopo tutti questi livelli vanno uniformati in questo modo, con tanta pazienza. Vedi, ascolti proprio tipo questo strumento dovrebbe essere sempre affilatissimo e permetterti di fare la meno fatica possibile.
In realtà la fatica non è tanto tagliare il ricciolo di legno quanto in questi legni così fiammati aggirare gli ostacoli di queste curve, per cui devi in continuazione girare l'orientamento dell'attrezzo. Però poi quello che secondo me, quello che mi colpisce, lo dicevamo prima, e in qualche modo poi asseconda un po' lo spirito romantico e anche lo spirito di esclusività, è che in questo modo davvero non ci sarà uno strumento uguale a no, ma è impossibile. Poi Benedetto diceva che il miglior liutaio non è quello che fa le chitarre più belle, ma quello che sa riparare i suoi errori durante la costruzione. Effettivamente ti scivola sempre la sorbia, succede sempre qualcosa, il bello è riuscire poi a riparare nel prodotto finale, riparare ai tuoi errori, alle tue disattenzioni, che poi devono essere sempre meno, per la pazienza cresce con l'esperienza. E poi un altro strumento fondamentale sono queste micro pialle che sono sarumate un po' in tondo, sia così e sia così, con le quali tu puoi andare a finire questi dettagli dove proprio con la sorbia non ci arrivi, allora alla fine questo è un attrezzo del quale non puoi fare a meno. L'ultimo attrezzo che è fondamentale è questo tipo di rasiera che tu puoi avere in varie forme, varie salumature, dove vai alla fine a salumare e a pulire come se fosse un rasoio. Questo lato viene tirato come se diventasse veramente un bordo di un rasoio, allora tu riesci a pulire e a fare un po' piatto dove sei passato con questo e con quella. E questa invece è una rasiera molto, molto solida, con uno spessore molto maggiore e va molto bene per finire. Essendo più rigida, tiene molto di più in contatto con il legno e lo rende liscio. E poi finisci, se hai voglia, un pezzettino di carta vetrata che non è vista molto bene dai puristi, no. Però in questo caso qua ti permette di avere un prodotto quasi definito, specialmente nelle parti difficili da levigare. Questo qua è specialmente in caso di legni ammarezzati che hanno questa tendenza a fare queste onde, no? Per cui un pezzettino di carta 120-150 al lavoro finito permette di avere una superficie abbastanza omogenea, però diciamo che l'attrezzo fondamentale è questo. Sì. Sì. I tovi più belli li trovi in mercatini, questo qua avrà un 100 anni, li trovi in mercatini fatti di un ferro molto dolce che è facile da affilare e tagliano veramente come degli rasoi. Ovviamente fanno dei tagli molto molto precisi, ma è un piacere lavorare con queste sorbie qua. Hanno un po' più bisogno di essere affilati un po' più spesso perché il metallo è molto dolce. Eccoli qua, 1, 2, 3. E poi quando tu hai diversi pezzi li assembli. E poi ovviamente bisogna lavorare le fasce a caldo col vapore, un po' come si fa con le rondole a Venezia. Certo. Ecco, è anche vicino a fare una barca a sto lavoro qua. Quello in fondo, questa è la parte che sostiene il gondoliere a poppa, quindi c'è un peso sopra, che poi invece di essere il gondoliere diventa le corde, il ponte e le corde,
e questa deve sostenere il peso della barca, poi sono i fianchi della barca che sono... tu pensa come una gondola sto a fare qua, dove il gondoliere è qua, questa è la prua, questo è il fondo, e questi sono i fianchi della gondola e si voga e si va avanti. È tutta una questione anche qua di equilibri, di pesi e di volumi. Andiamo a suonarle? Certo, andiamo. Ma sai che abbiamo qua il maestro Matteo Sacilotto? Wow, Andiamo con lui. andiamo Ci fa con lui, Ci fa sentire ci meglio, delizia. meglio di me come si può fare. Per cui sì, sì, sì. Andiamo di là? Sì, Perfetto. andiamo. Siamo partiti dai primordi, abbiamo fatto tanta teoria, adesso è giusto sentire cosa si sente realmente. Si sente che ogni strumento va nelle mani giuste a volte. In questo caso io ho un amico che è Matteo Sacilotto e si è alzato prestissimo stamattina per venire qua a dimostrare il mio ultimo gioiellino per me dopo. Questa è una chitarra Altstock, ha una risonanza molto particolare e adesso Matteo, Ce la fa nessuno sentire. come lui ce la fa sentire. Noi andiamo a berci una birra Matteo. A dopo allora. Insomma, suonerò il brano, o almeno un estratto del brano Out of Nowhere, che è uno dei classici del repertorio jazzistico.
strumento funziona, ma anche il maestro poi te li valorizza alla massima potenza. Ma sì, quando fai qualcosa cerchi di farlo puntando in alto, perché altrimenti la crescita non c'è. Si va in alto, come quando si va in montagna e mi fate morire disgraziati, però l'importante è arrivare, cioè, voglio dire, ci arrivo anch'io, ci possono arrivare tutti, ci vuole un po' di lavoro per farle e per suonarle. Non è che lui suona così perché ha la predisposizione o il talento te lo fai giorno per giorno, è una cosa che cresce con la tua esperienza, con il tuo lavoro. Ok, lasciamo stare per una polemica aperta. Tu volevi sapere che strumento è questo? Non lo so. Questo è un progetto a metà strada fra una semi-hollow, un'acustica, una chitarra jazz alla Pat Martino, c'è un po' di tutto nella mia cultura musicale dentro qua. Per cui ho voluto fare, ed era tanto tempo che volevo fare una chitarra un po' ibrida, si chiamano ibride. Ovviamente ha un pick-up magnetico, che è questo suono. E poi con questo sistema di alta tecnologia che ho fatto e ho sperimentato, c'è anche il mio pick-up preferito per acustica, che è il Barbera, e ti permette di fare un suono molto più acustico, i quali due suoni ovviamente miscelati permettono di spaziare fra l'elettrico e l'acustico a volontà, e ovviamente una possibilità sonora, uno spettro sonoro abbastanza ampio. La chitarra ho pensato per un professionista, poi ci ho messo questo fondo di un olivo vecchio di 100 anni, che è anche bello da vedere, contrasta un po' con questo nero, e di olivo c'è anche l'attaccacorde, il ponte e la palettina qui, è anche un oggetto... Beh, esteticamente è bellissimo. Ah beh, grazie. Sì, devono andare assieme le due robe, deve suonare bene, deve essere bella da vedere, deve essere possibilmente finita anche bene. Ci stiamo avvicinando, c'è ancora del lavoro da fare, ma questo è una cosa che ho in testa da tanto tempo. Matteo, Se posso aggiungere qualcosa, aggiungi. è che a me, quando ho provato questa chitarra, anche le altre di Davide, però su questa l'ho notato in modo particolare, che quando io adesso anche il brano di prima, anche quello che suonerò adesso, cerco di suonare in un modo tra virgolette pianistico, cioè faccio un po' di... faccio la melodia, gli accordi, i bassi, suonando da solo. Per un chitarrista ci provo. Per un chitarrista è sempre una sfida. Però quello che è un po' difficile da fare di solito è tenere la linea melodica a un certo livello dinamico, di volume, e fare l'accompagnamento sotto più basso, che non è facile né da suonare, ma soprattutto non è neanche facile trovare uno strumento che ti permetta di farlo. Invece con questa chitarra qua, l'ho provata un paio di volte, insomma, subito ero riuscito a mettere la melodia e l'accompagnamento su due piani diversi, due livelli di volume diversi. Secondo me è una cosa molto bella in una chitarra e non è neanche molto comune da trovare, ecco. Beva questi maestri, io mi trovo E adesso vediamo se Grazie. suonando riesco a farla sentire un po' questa cosa qua. Il brano sarà un altro classico del repertorio jazzistico, si chiama My Ideal.
Funziona o no? Funziona, adesso funziona. Questa chitarra è il mio ideale di chitarra acustica, flat top, anche se al momento preferisco fare le hard stop. È una chitarra, questa è stata fatta per il maestro Enrico Maria Milanesi, che la suona spesso nei suoi video ed è una chitarra che ama abbastanza. È una chitarra che all'inizio ho un po' sottovalutato perché mi sembrava, è stato il primo strumento in cui ho usato dei legni un po' diversi dai convenzionali, perché Matteo e Enrico aveva detto se potevo fare tipo una 017 Martin negli anni 40 e la salma è quella di una 017 Martin. Ho voluto usare anche il materiale della 017 che era un Morano all'epoca abbastanza comune, un Morano Honduras. Io un Morano Honduras non ce l'aveva e ho usato questo Morano che viene dai Caraibi, viene da Key West ed è una vecchia pianta di Morano caduta, mi sembrava bellissimo e ho voluto provare a fare questo esperimento con questo legno bellissimo, solo che non sapevo che questo legno ha non conoscendolo, ha una resistenza un po' diversa dai legni abituali, quindi più robusti. Quindi ho avuto qualche problema a stabilizzare la tavola armonica, cosa che dopo aver pagato un pedaggio Salato, dover no? fare certi lavori di consolidamento della tavola, sono riuscito a riportare in uno stato di perfetta suonabilità, come puoi sentire, insomma. E anche da qua si impara, da qualche piccolo errore o qualche piccola sottovalutazione dei materiali. C'è sempre un Barbera perché Enrico suona principalmente in concerti dal vivo dove è necessario avere un'uscita da regolare con un mixer diretta e poi ovviamente usiamo anche dei microfoni ad alta sensibilità per amplificare. Io chiederei a Matteo Sentiamo. di suonare qualcosa, farci sentire qualcosa di più decente di quello che posso fare io. Confermo che anche dal mio punto di vista queste sono proprio le dimensioni ideali per una chitarra acustica, perché essendo piccola, cioè non ha tanta potenza di volume, però è comodissima da suonare, in più ha delle tantissime sfumature timbriche che è bello stare a cercare, insomma, suonandola. E lavora parecchio sui medi. Questo materiale, il Morano, incentiva molto i medi, che ha una frequenza che piace a Enrico Maria. Quindi con il permesso di Enrico Maria, non conosco Sì. tanto bene, non ditegli che ho suonato la sua No, non chitarra, chitarra, perché poi i chitarristi per queste cose sono Particolarmente gelosi. Allora, vabbè, adesso faccio un brano, un classico della bossa nova che è Corcovado di Antonio Carlos Jobim.
Chapeau maestro. Posto? Bravo. Posto. Ma grazie, siete troppo buoni. Sì. Bene Davide, Beh, è stato un bellissimo viaggio. Siamo partiti dagli alberi di Forni, Ma no. dal linguaggio del legno, e poi facendo un po' di letteratura, un po' di romanticismo, un po' di tecnica, un po' di... Orribile. Però siamo arrivati al suono finale, all'epilogo, insomma, che è poi quello che uno si aspetterebbe dal proprio lavoro e in fondo dalla vita, insomma. Sì, fai una roba Al perché- risultato. perché qualcuno la usi, fai un tavolo per qualcuno ci mangi, fai una chitarra per qualcuno la suoni, fai una forcola perché qualcuno lavori. E io penso alla prossima tappa dopo la foresta, dopo la nostra campagna, potrebbe essere Venezia, Potrebbe da essere cui tutto nasce, perché tutta sta passione, sta mania per il legno viene da là. Mio nonno era gondoliere e qualcosa nel DNA mi è rimasto. A un certo punto mi sono messo a fare anche le forcole, però non volevo rubare il lavoro a quelli bravi. E allora ho fatto robe un po' più complicate. No, beh, anche una forma è complicatissima, sai che questa la puoi vogare in infiniti modi diversi, lavori di bassa qua, lavori contraria per andare in marcia indietro, lavori qua, lavori sul sostanno alto, lavori qua per fermare la barca immediatamente. È una cosa che sembra casuale, invece è fatta su misura di chi deve volare poi la barca. Ed è un oggetto fatto in un pezzo unico di noce, comporta delle conoscenze del lavoro un po' più avanzate di quanto io possa avere, ma mi sono informato bene prima di avventurarmi nella costruzione di questa roba qua. Sembra una scultura, ma è una struttura molto funzionale, un po' come un archstop, è una struttura ma deve funzionare come deve. Sì. Questo è il mio materiale, io lavoro in legno. Ciao a tutti amici, allora direi, Ecco il regista. Oh, Mauri. direi ci troviamo a Venezia, anzi andiamo a Venezia Andiamo. e chiudiamo questa bellissima puntata a Teglio Veneto dal laboratorio studio di Davide Cusiolo. Eccoci. Allora arrivederci a Venezia. Arrivederci. Arrivederci. Tutte le mie voglia che non stacca. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Qui Davide la musica non si sente, però in qualche modo la evoca. Così di primo acchito mi viene in mente un pezzo di Keith Jarrett, perché qui in qualche modo suscita delle suggestioni profonde, estremamente intime, e senti veramente il respiro della storia e trasuda quella che è la nostra cultura e le nostre radici. E qua Beppe, ognuno di questi cantieri suona, perché in ognuno di questi capannoni si faceva un pezzo diverso per fare le navi della Serenissima. Là facevano i chiodi, per cui il rumore, il suono era quello del fabbro che batteva il ferro. Più in là facevano il fasciame, per cui c'erano i rumori delle mazze che battevano il legno, battevano i chiodi dentro il legno. Lì facevano la pece, la sala fattura della barca, e anche lì venivano fuori odori, rumori, suoni, e finché la nave finita usciva dall'altra parte, dalla parte del ponte lì dove adesso ci sono i militari. E qua, sì, venire qua è il cuore di Venezia, un po' fra Rialto e l'Arsenale non saprei decidere. Forse Rialto era il cuore
commerciale e fare fuori dei mezzi per fare il commercio. C'è anche la dodesona, bellissima. Elegantissima, sì. Siamo a Murano, Davide. Sì, il mio primo lavoro ufficiale l'ho fatto qua, avevo 12 anni, seconda o terza media, ed estate sono venuto qua un anno, una stagione, qualche mese, ad aiutare i turisti a scendere dalla barca e mi davano una mancia, quello era il mio lavoro e l'ho fatto per una stagione, ho messo via i soldi e una stagione dopo sono riuscito a comprarmi una chitarra. Guarda Davide, i gondolieri mi fanno venire in mente le foto che abbiamo visto ieri sera sulla gara della regata storica. Le foto di Maurizio Rossi, Esatto. personaggio, bravo, bravissimo, dilettante, fotografo, bravissimo. Nuovo video, deve essere così, fai amici, vai in strada e fai amici, no? E non sono le auto, vai tutto a piedi, la gente si guarda in faccia e non c'è niente da nascondere, se sei quello sei. Chiaro, certo. Per me quello è anche uno dei tanti motivi dell'unicità qua è che si va a piedi, come in nessun'altra parte al mondo. Sì, la gondola lavora, mio nonno era gondoliere. Già mi ricordo mi avevi detto che tuo nonno era un gondoliere. E anche lui dilettante, matto, completamente matto. Però è una cosa, tu nasci e hai il remo in mano, nasci e hai i piedi nell'acqua alta. Tra l'altro era gondoliere quando i gondolieri non facevano servizio turistico, facevano Sì, servizio non di... ancora. La gondola era l'equivalente di un taxi, trasportavano merci, trasportavano persone qua là, era una roba, un mezzo di trasporto. A me piace nuotare, ho un amico che ha una gondola, per me salire a poppa di una gondola è probabilmente una delle robe più belle che posso fare, se non forse la più bella, ma a sapere che puoi farlo solo se sei gondoliere e porti la gente in giro, è una cosa che mi precludi la possibilità di fare qualcosa così bello e così tipicamente veneziano. Mi ricordo i concerti che facevano per l'UNESCO, per Venezia, Paul McCartney in Piazza San Marco nel 76, era un concerto fatto dall'UNESCO a sostegno del problema Venezia, perché già all'epoca Venezia si annusava che c'erano dei problemi, che non sarebbe durata così altri 1000 anni. E siamo ridotti così. I gondolieri fanno l'elite della città, i motociclisti ti buttano a fondo se sei in una barchetta piccola che vanno a 50 all'ora con carene totalmente inadeguate alla laguna. Le navi da crociera entrano Le navi da crociera, non tocchiamo l'argomento perché andiamo veramente a farci male. Bisogna eliminare tutti i motori, anche questo che stiamo andando noi adesso, e tornare solo ed esclusivamente a remi. Questo comporterebbe un cambiamento del commercio, perché ci sarebbero molte più attività destinate al sostegno della sostenibilità. No, io da questo punto di vista ti seguo, perché un discorso come quello che hai fatto tu potrebbe essere inteso come una sorta di utopia nostalgica del bel tempo che fu, no? E invece io credo che se uno voglia cambiare le cose, cosciente del fatto che non possa andare avanti in eterno così, in qualche modo debba cambiare paradigma e in qualche modo credere che si possa cambiare anche lo stile, il modello, con dei sacrifici, certo. Di essere più rispettosi e andare come andare, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare,
certe mafie cinesi, del Bangladesh, non le batti. Questi arrivano qui contanti e al veneziano i contanti sono sempre piaciuti. Oh sì. Cash, fammi vedere il cash, costa tutto meno. Siamo fatti così, ci siamo auto-estinti. In my life, nella mia vita, sì, negli ultimi 30 anni almeno ho sognato di poter aprire una bottega a Venezia. Era impossibile perché ormai tutto il commercio era rivolto al turismo di massa. Io, che abito da sempre a Venezia, come tanti altri ho dovuto spostarmi in terraferma. Però adesso sembra sia possibile una rinascita, una piccola ripartenza e io vorrei poterne approfittare, tornare a Venezia, a lavorare, ad aprire una piccola bottega, a realizzare il sogno, a riportare un'arte che si sta perdendo e che era presente ai miei tempi, non molto tempo fa. Ho pensato quindi di omaggiare Venezia con quello che so fare, una chitarra, nel suo 1600° compleanno. Una chitarra che rappresenta tutta la mia passione e si chiama ovviamente la Serenissima.